Oltre 50.000 positivi in Veneto per la metà di dicembre. Le previsioni dell'azienda ospedaliera di Padova su scala regionale non sono rassicuranti. Contagi e ricoveri sono in graduale aumento e questo porta in alto i numeri della pandemia nel territorio. Il bollettino delle ultime 24 ore recita un rosario ormai conosciuto. 23.852 i cittadini attualmente positivi, oltre 1.900 contagi in più rispetto a ieri. 509 i ricoverati totali, 18 in più sull'ultimo bollettino, altri 4 decessi. Una situazione rischiosa, sebbene non drammatica, che però ha la possibilità di peggiorare ancora. Al momento l'azienda ospedaliera di Padova ha in carico 93 pazienti per Covid, di cui 18 in terapia intensiva. Proprio in questo reparto il paziente più giovane, con 36 anni, e non a caso l'età in rianimazione è bassa, intorno ai 60 anni. Nel frattempo si spera di non aprire nuove terapie intensive e la terapia centrale è piena. Naturalmente abbiamo la possibilità di aprire altre aree di terapia intensiva, però appunto l'apertura di altre aree di terapia intensiva porta sicuramente ad una riduzione di quella che è l'attività normale dell'ospedale, che dobbiamo invece preservare. Piuttosto indicativo il dato degli ultimi 7 giorni. Tutti i 19 ricoverati in area non critica sono non vaccinati. Con il trend attuale, stime alla mano, l'azienda ospedaliera prevede un Veneto con 54.000 positivi verso l'11 dicembre. Sempre più cruciale a questo punto il tema terza dose, che deve essere somministrata al più presto agli aventi diritto, secondo le tempistiche previste. Proprio l'azienda, per accrescere il suo contributo alla campagna, aprirà nei prossimi giorni 15 linee di inoculazione nel padiglione 6 della fiera, affiancandosi all'operato dell'Ulse Euganea. L'appello più urgente, oltre a quello di un'adesione completa alla vaccinazione, rimane quello di non abbassare l'attenzione sull'uso della mascherina e l'evitare gli assembramenti. L'altra arma importante che abbiamo per la cura è quella degli anticorpi monoclonali, a cui si associerà, spero, nei primi mesi dell'anno prossimo anche un'altra terapia specifica appunto per questo tipo di virus. Quindi stiamo mettendo in campo sia delle modalità di prevenzione, vedi vaccinazione, sia delle modalità di cura che via via che conosciamo sempre di più il virus sono sempre più, come dire, precise.